Si aprono le porte della Biblioteca Antica del Santo. Le stanze di rara bellezza si mostreranno al grande pubblico per la prima volta in occasione di una grande mostra sul Settecento veneziano. La Biblioteca Antoniana è un luogo chiuso ai turisti, vi entrano solo gli studiosi e chi deve fare ricerche autorizzate. All'interno, sovrastati dai soffitti affrescati da Gian Antonio Pellegrini, sono custoditi oltre 90.000 volumi di pregio a stampa e 828 manoscritti di grande valore, compresi testi musicali di grandi maestri come Galluppi e Tartini. Lo scopo di questa mostra è far riscoprire alcuni luoghi segreti e inaccessibili della Basilica, quali la biblioteca. La biblioteca è importante perché, oltre ad essere un luogo di cultura straordinario che conserva opere d'arte eccezionali, manoscritti dall'VIII secolo, presenta una decorazione pittorica di Antonio Pellegrini del XVIII secolo. È un ambiente preservato e unico nel suo genere. La Biblioteca del Santo, dunque, a partire dal 15 giugno ospiterà una mostra sul Settecento veneziano, 30 dipinti che appartengono ad una collezione privata che dialogherà con gli affreschi della sala monumentale di questo Sancta Sanctorum della cultura e dell'arte. Metteremo in questa mostra anche molti altri dipinti di pittori poco rappresentati in altre mostre normali che fanno sul 6-700 veneziano, pittori un po' sconosciuti ma comunque altrettanto importanti che devono essere in qualche maniera ogni tanto rappresentati in queste mostre. L'accesso sarà limitato a gruppi di non più di 15 persone per tutelare e rispettare gli orari della biblioteca e la vita dei frati. Siamo nel luogo più denso di memoria culturale e artistica della città, come è stato spiegato anche nell'introduzione del catalogo. E la biblioteca in particolare è uno dei luoghi più segreti della Basilica e del complesso conventuale. Mi pare che sia una splendida idea che sotto gli occhi di uno dei principali maestri del Settecento, Antonio Pellegrini, con i suoi affreschi in biblioteca, ci possa essere questo dialogo particolare con una buona collezione di pittura del Settecento veneto.